Viva Zazzaroni a Porto Tolle. Prima domanda, prima volta che viene nel Delta? Assolutamente. Quindi... Prima volta, non credo l'ultima, ma prima volta sicuramente. Allora, è un libro d'amore secondo me. Lei è forse innamorata. È un amore strano, cioè Sì. di ammirazione, è un omaggio. Soprattutto è una descrizione di quello che può essere un leader. In realtà sono un leader con grande empatia, in grado di trascinare, no? Le persone con le quali lui lavora. In effetti si sta vedendo anche ultimamente, c'è stato durante gli anni dell'Inter, ma non solo, nel Chelsea, in altri posti. Questo è un uomo molto particolare, un allenatore molto particolare, credo unico nel suo genere. Ecco, perché lei parla nel libro di un prima e dopo Roma? Perché Roma è uno spartiacque secondo lei? Perché serviva a entrambi, sia alla città, alla tifoseria, sia a lui. Nel senso che lui veniva da un'esperienza negativa col Tottenham, e anche, ma non negativa relativamente, ma anche con la United, e quindi aveva bisogno di qualcosa di diverso, e in effetti l'ha ottenuto. Se pensi che hanno fatto, domani faranno il 26esimo tutto esaurito all'Olimpico, quindi c'era una richiesta, c'era una volontà di avere un personaggio del genere con tante vittorie in carriera evidentemente, quindi molto autorevole, molto credibile, in grado appunto di convogliare tutta questa passione, questo amore che erano i tifosi romanisti in un'unica direzione, che era appunto quella della squadra. E secondo lei ha soddisfatto le aspettative dei romanisti? Assolutamente, sono impazziti. A Roma io ci lavoro, quindi dovresti vedere che tipo di rapporto hanno con questo allenatore. Ecco, ti ho appena detto anche 26 pieni, 27 con il prossimo che sarà nel derby naturalmente. Ecco, l'Italia è un paese di grandissimi allenatori. Secondo lei quello che si avvicina più a Mourinho chi è? Non c'è. Non c'è? Non c'è per una questione di, al di là della comunicazione, ma per il tipo di, come posso dire, di visione complessiva che lui ha. 360 gradi, sa tutto di tutti. No, non c'è neanche sul piano della comunicazione, ha una facilità, una velocità, una rapidità che altri non hanno. E nello spogliatoio qual è il valore aggiunto di un Mourinho? Nello spogliatoio il valore aggiunto è che questi danno la vita per lui. Quindi se hai visto l'ultima partita, cioè andavano ai 200, allora lui ha trasformato i loro difetti in valori effettivamente, quindi non avendo una squadra di grandissimo livello, a parte un paio di giocatori, riesce a ottenere tutto quello che lui cerca. Lei è molto amico di Mourinho? Sono amico. Al di là dell'ammirazione che ha? Sì, no, però non è questione di amicizia, perché sono molto amico di Max Allegri per esempio da molti più anni, però questo uomo, questo allenatore in 43 anni che fa questo mestiere, l'ho trovato assolutamente anomalo, quindi è un personaggio veramente da conoscere.